iniziata nel frattempo e il Catania gioca con il completo tenuta grigio antracite nero, chiamiamolo ormai quella lavica e quella vulcanica, mentre il Canicattì subito si propone con un lungo lancio in avanti, poi l'azione viene fermata, il calcio di punizione sta per batterlo proprio la formazione rossazzurra con Francesco Lodi, quindi formazione che viene disegnata sul piano tattico con l'inserimento di Boccia sulla corsia di sinistra. Abbiamo parlato di questa cerniera di destra che invece funziona molto bene, che è quella composta da Rapisarda e da Sarno, mentre Marco Cardi, vediamo cosa ci dà come impressioni di a bordo campo. Parlavate della disposizione in campo del Catania, giustamente con Rapisarda a destra e Boccia a sinistra, con Sarno e De Luca, ma c'è una disposizione diversa anche ovviamente in panchina, no? Con Zeoli che ha preso il posto di Ferraro e sta proprio al limite dell'area tecnica, e un po' ci mancano le sue indicazioni perché lui era molto più vicino alla nostra postazione. Vediamo se sarà altrettanto bravo a darci indicazioni Lele Catania, che invece è posizionato proprio dove normalmente si siede Michele Zeoli quando c'è Ferraro in panchina. E diciamo che la conduzione alla panchina sarà completamente diversa, mentre attenzione c'è il Canicattì, parte con Privitera, ne parleremo a lungo perché da lui, che è giocatore con maggiore esperienza, probabilmente con il piede per la verticalizzazione migliore, passeranno molti di quei palloni che oggi il Catania sarà costretto a contenere nella propria metà campo, con la possibilità per Rizzo, l'apertura sulla versante di sinistra per De Luca, non si intende proprio con Boccia, via libera, quindi al tentativo di ripartenza, poi ottima la chiusura in mezzo al campo da parte di Lodi, salta due avversari, Lodi poi serve Sarao tra due uomini, riesce comunque a dipanarsi anche Lodi, interviene ancora una volta Boccia, ancora un approccio non perfetto del giovane difensore collocato a sinistra, finisce per dare il pallone agli avversari, poi sulla prolungo dell'azione Iezzi non riesce a recuperare. Occhio alla verticalizzazione di Sidibé per Iezzi. Iezzi è un 2001, un giocatore che ha orbitato nella rappresentativa qualche anno fa, un giocatore molto bravo, veloce, rapido, bravissimo nell'uno contro uno, e quindi bisogna stare attenti. Mariano Sidibé è giocatore quindi che viene dal Mali, Abubakar Sidibé, giocato con il Paternò e con altre formazioni anche a Siracusa i suoi trascorsi, ed oggi gioca con il Canicattì. Lodi a fare il metronomo, dietro per Lorenzini, l'appoggio poi al centro, Vitale non recupera, fanno buon pressing, arriva l'intervento di Rapisarda un po' scomposto, fuori equilibrio, preferisce mettere il pallone fuori dalla panchina, ovviamente il tecnico Zeoli, che sicuramente fa maggiore movimento rispetto ovviamente al tecnico titolare Ferraro. Attenzione alla rimessa con le mani di Privitera, mi parlavi a lungo di questo giocatore che fa una rimessa particolarmente lunga, eccolo qua, di fatti, giocatore che è un vero catalizzatore di attenzione palloni. Zidibè con è un accentratore, è uno che vuole sempre entrare nel vivo del gioco, anche se non ha una grandissima qualità, ma è un vero motorino di centrocampo, uno che ha grande personalità, catanese puro sangue, e sicuramente per lui è un'occasione importante per far vedere le sue qualità. La rimessa con le mani e poi Sidibè che si divora praticamente il tiro di controbalzo, il pallone che si perde ovviamente abbondantemente oltre i legni della porta difesa da Beters. Siamo giunti al quarto minuto nel corso di questo primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0. De Luca per Vitale, il controllo di Vitale, su di lui subito la pressione dell'uomo con Sarno che prova a recuperare un pallone, arriva invece Tedesco, preferisce poi scodellare per Conti che mette la palla in profondità, prova e chiude senza grandi pateni proprio lì in mezzo al campo Castellini, andando dietro per Beters da una parte all'altra del terreno di gioco con la punta del piede scuffia, sicuramente tra i migliori portieri di questa categoria, lunga la profondità, ottimo il recupero di Francesco Lodi
ha iniziato bene, numero 10 della formazione rossazzurra. Molto bene Lodi già dalle prime battute, molto in palla, molto reattivo, ha conquistato qualche bella situazione. Sarno, l'apertura sulla corsia di sinistra per De Luca, salta l'uomo, De Luca poi perde il contatto con il pallone, va solitamente Privitera in azione di disturbo, può ripartire. Si fanno vedere i tre davanti, la classica girata per Iezzi, è costretto a recuperare quindi la posizione Rizzo. In seconda battuta arriverà poi Castellini, c'è anche comunque Rapisarda, costretti pertanto a manovrare dai 35 metri, fintanto che Lorenzini recupera, ma Sidibè ancora l'apertura per Tedesco, posizione di ala di sinistra, arriva Sarno e prova subito a cambiare gioco dall'altro fronte con Sarao, il lungo pallone per De Luca, recupera però la posizione pettinato e palla messa dietro per Scuffia. Abbiamo visto una delle caratteristiche migliori di Davide Pettinato, nonostante i suoi 37 anni, Sì. nella velocità fa la sua arma migliore, l'esplosività, un giocatore che è stato negli anni d'oro della sua carriera uno dei migliori centrali della Serie D, giocato a Giarred, Cireale e a Licata, insomma un giocatore espertissimo, di grande personalità, di grande affidabilità. Attenzione, c'è il movimento della formazione del Canicattì con Privitera, sul quale però ancora il Catania non riesce a mettere un freno. Apertura su Tedesco, palla messa al centro, il recupero di Lodi, sembra concentratissimo oggi. Nella situazione di poco fa di gioco sul cross di Tedesco è stato molto bravo Boccia a chiudere bene la diagonale, intervenire su un traversone che poteva essere veramente pericoloso, e in queste prime battute il Canicattì non sta avendo paura di riuscire a tener palla e ad attaccare anche nella metà campo del Catania. Privitera per Tedesco, lo spiovente all'interno dell'area di rigore, è costretto ad uscire con i pugni, poi non riescono a spazzare l'area di rigore, chiamato con un intervento sul primo palo Beters, dice di stare calmi Lorenzini, non tanto perché quello spiovente aveva lasciato praticamente un varco libero sulla linea che demarca l'area di porta a ridosso proprio del vertice di destra, e guardate l'uscita di Beters con i pugni, allontana, poi arriva Lodi in prima battuta, liscia il pallone sulla disturbo da parte di Manfred, la chiusura quando il pallone comunque era già marcato la linea del fondo. Sarno e Sarao si pestano i piedi, ne viene fuori pertanto Tedesco, ordinata la manovra del Canicattì, ancora una volta Tedesco, stavolta Castellini mette praticamente un freno, il fallo su Rapisarda, chiamato ad alzarsi, ma è partita molto bene la formazione di Lillo Bonfatto, nessun timore riverenziale nei confronti della Catania e soprattutto azione fluida sulla tre quarti, quasi sempre sulle aperture sulla corsia di sinistra del campo, quella finora prediletta e probabilmente quella la cerniera più forte della Catania. Sarno, il controllo tra due uomini, subito impressione su di lui, arriva Rizzo, Lodi avanza di prima intenzione, ancora una volta Sarno, sinistro-destro, pallone che viene deviato oltre la linea del fondo, è il primo calcio d'angolo di questa partita. Sì, il Catania cerca di queste verticalizzazioni per i tre d'attacco, cerca di far arrivare quanto prima possibile la palla ai tre d'attacco, tra Sarno e De Luca si può inventare sempre qualcosa. Mallodi dalla bandierina, siamo giunti al 9° minuto dall'inizio di questa partita. Francesco Lodi con 5 giocatori al Catania all'interno del rigore, con Sarno subito sul secondo palo, l'ottima uscita di Scuffia che toglie il pallone sullo spiovente, lo mette direttamente in diagonale. Catania pertanto chiamato a ripartire nuovamente con una rimessa con le mani affidata a De Luca. Si fa vedere Rizzo, De Luca preferisce invece il tocco in profondità, era Boccia, poi De Luca è stato cercato dal compagno di squadra, la chiusura di Castellini all'indietro per Lorenzini, ancora Boccia con i piedi per Beters, fuori dall'area di rigore. Beters può
tranquillamente gestire il pallone, non vanno in pressing sui portatori di palla, quantomeno in questa fase della partita. E da Rapisar, da Lodi a Sarno, e ancora una volta questa cerniera di destra che stavolta viene chiusa dall'intervento del capitano tedesco, poi all'indietro, pallone che viene calciato lontano da Pettinato, da una parte all'altra del campo, con i piedi Betters si porta a spasso il pallone fuori dall'area di rigore. Castellini, Boccia su quel fronte del campo si fanno vedere, cercando proprio di dialogare sulla versante di sinistra. C'è Lodi, cerchio di centrocampo, stavolta sbaglia la misura e anche l'angolazione del tiro. Anche Vitale è chiamato a disperarsi un po', si aspettava una lungo traccia lungo la sua battuta. Sicuramente poteva fare un po' meglio in questa situazione Lodi, c'erano tempo e spazio per mettere una palla più in verticale. Per completare insomma l'asse centrale del Canicattì, oltre Pettinato e Privitera, c'è Manfrè che è il riferimento davanti. Manfrè, che era considerato uno dei migliori attaccanti all'inizio della sua carriera, una vera promessa, pronto per essere lanciato nei professionisti, ha subito nella sua carriera qualche infortunio di troppo e qualche calo di concentrazione, di tensione. Negli ultimi anni non ha fatto molto bene, è rinato qui a Canicattì e ha fatto bene nella prima parte della stagione, sembra avere gli stimoli giusti, ancora a 30 anni può dire la sua, insomma. Ex del Misilmeri, Troina e anche il Biancavilla, giocatore del quale davvero non solo Carlo ma hanno tessuto le lodi tanti allenatori. Versante di sinistra, colpo sotto tentato da De Luca, pallone che però stavolta viene intercettato. Ottima la chiusura da parte di Sidibe, che segue la traccia del giocatore, battuto corto però il calcio d'angolo con De Luca. È incredibile Vitale, era praticamente un'autostrada verso il gol. Arriva Vitale, la posizione e la postura del corpo è scomposta perché arriva con un attimo di ritardo, chiamato a toccarlo all'indietro. Il pallone si perde, pertanto guardate il retroporta, ma questa davvero era una di quelle occasioni da sfondare la rete. Lo schema però chiamato dal Catania è diverso rispetto al solito, con Lodi che l'ha battuto corto per De Luca. De Luca in mezza girata al centro, e a quel punto si era liberato lo spazio per l'interno di centrocampo. Peccato perché Vitale al minuto 11 non è riuscito a concretizzare questa azione. Rizzo, la Pisarda, la finta di corpo, punta invece l'uomo all'avversario, anche l'area di rigore con Sarno che la piazza al centro. I due centrali Pettinato e Conti la sanno lunga nella linea difensiva del Canicattì. Applausi però per il Catania. Si riparte con Tedesco, poi il disturbo da parte di Rizzo, stava per recuperare Sidibe il pallone. Si gioca quindi ripassando dal capitano della formazione biancorossa del Canicattì. Lodi per Lorenzini, all'indietro si preferisce passare dal sinistro di Betters, lancia lungo con Sarao, commette fallo De Luca a parere del direttore di gara. Si riprenderà quindi a giocare con un calcio di punizione a favore di del Canicattì. De Luca spiega che non aveva commesso fallo sul Mercurio, però poi accetta di buon grado comunque la decisione del direttore di gara. Vedi Angelo l'importanza di avere giocatori poliedrici che possono giocare su più ruoli. Castellini dà grande affidabilità al tecnico del Catania e quindi può fare il difensore centrale tranquillamente. Oggi ha dato l'opportunità di giocare con i tre grandi. Questa è una grande risorsa che ha l'organico del Catania. La lotta tra i numeri due invece sulla corsia di destra offensiva del Canicattì, di sinistra per il Catania. Timido l'approccio di Boccia in questa partita, non è ovviamente la sua posizione naturale, chiamato al fallo tattico con un calcio di punizione che sta proprio per battere il Canicattì.
14 minuti, anzi 15 proprio in questo istante al nostro cronometro. Attenzione perché come al solito dai piedi Privitera possono partire palloni insidiosissimi, pallone che supera tutta quanta l'area di rigore, poi fa un passo indietro cardinale, ma per un non nulla il pallone non poteva essere intercettato dal numero 10 della formazione ospite. Scavalcando il centrocampo però è una Catania che sembra davvero essersi imbrigliato da una Canicattì che piuttosto che fare lo sparring partner sta giocando una partita con una grande diligenza. C'è fallo fischiato al Catania, si deve ancora rialzarsi, fallo del numero 8 della formazione ospite. Rizzo era in netto anticipo sul portatore di palla Lorenzini. Lodi, fase quasi da difensore aggiunto, lungo lancio per Sarno, il controllo col sinistro per Sarno, la Pisarda, lo spiovente all'interno dell'area di rigore, può provare, tentare la girata De Luca, ci rinuncia, passa invece da Boccia, lo spiovente all'interno dell'area di rigore. C'è fallo in attacco da parte di Vitale, l'arbitro ferma il gioco prima, comunque il pallone non aveva intercettato la linea dei tre legni della porta difesa da Scuffia. Il giocatore Santa Lucia, Roccella e Locrima, sicuramente grande esperienza. Questo state vedendo, proprio tentativo di Vitale di agguantare, l'arbitro ferma perché Scuffia era in anticipo su di lui. Fase di alleggerimento in questo momento per il Canicattì, che ha però tenuto testa molto bene ai più blasonati giocatori della Catania. E Scuffia completa proprio l'asse centrale del Canicattì, giocatore di grande esperienza e viene dalle giovanili della Fiorentina, quindi portiere che sicuramente in questa categoria può fare la differenza, e viene utilizzato come over il portiere in una squadra che ha l'obiettivo di mantenere la categoria, scelta secondo me che può dare sicuramente i suoi frutti. Ovviamente le scelte delle squadre probabilmente che hanno un fronte, mentre attenzione, prova il controllo di classe Sarno con l'esterno del sinistro a seguire, pallone che però gli sfugge via lontano, il tocco è stato delizioso, il controllo un po' meno, la palla che si è persa comunque lontana oltre la linea del fondo, lunga la rimessa di Scuffia e come al solito Tedesco cercando l'asse centrale del campo dove il Cardinale prova a dare movimento, si fa vedere De Luca invece arretrato sulla linea dei trequartisti con l'inserimento della mezzala Vitale su di lui, raddoppio di marcatura, poi prova a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco, Boccia non ci riesce, peccato. E vedi Angelo, in questa situazione con palla a De Luca laterale non si sono mossi bene sia Boccia che Vitale, perché entrambi hanno attaccato la profondità e non hanno utilizzato una linea di passaggio che poteva essere sicuramente sfruttata dall'attaccante rossazzurro. Marco, da bordo campo, è un inizio che non ti aspettavi di questa partita. Sì, e probabilmente non se lo aspettava neanche Zeoli, anche se ti dico la verità è maggiormente soddisfatto negli ultimi minuti rispetto a quanto lo era nella prima parte. Si muove molto proprio fino al limite dell'area tecnica e dà tante indicazioni ai suoi, soprattutto nei primi minuti ha chiesto molta calma in uscita quando il Catania è in possesso di palla e parte dalla retroguardia, mentre chiede di andare subito in pressione sulla seconda palla in fase di non possesso, quando il Canicattì ritorna in possesso di palla subito dopo un'azione d'attacco del Catania. Grazie Marco. Cellodi, siamo sugli sviluppi di un calcio di punizione, sembra quasi un calcio d'angolo, la posizione decentrata e più avvicinata. Lodi, 6 uomini, lo sbaglia completamente il tiro, ma c'erano 6 giocatori della Catania, ha capito tutto quanto approfittando dell'errore dell'avversario Sidibè, che non gli pare vero che gli sia capitato quella pallone tra i piedi in uscita, lo mette direttamente fuori, ma andava probabilmente sfruttato molto meglio con una maggiore concentrazione. E c'è all'interno dell'area di rigore, ancora prova a girarsi De Luca,
viene per un attimo trattenuto Sarao, ancora lo slalom sulla versante di sinistra dove prova la Catania con Vitale e poi c'è il tiro e il gol. C'è calcio di rigore prima, c'è calcio di rigore prima perché l'arbitro non aspetta che il proseguo dell'azione e dice che il Catania può battere il calcio di rigore, azione che praticamente era proseguita, ma l'arbitro aveva tempestivamente fischiato per la concessione del calcio di rigore per il Catania, assolutamente netto, non ci sono assolutamente dubbi. Vediamo un attimo, lo possiamo anche riguardare dal dischetto però, ma Francesco Lodi, riguardiamo, questa è l'azione che ha portato con Sarao e poi c'è stato il tiro ma gioco fermo. Francesco Lodi si incarica della battuta del calcio di rigore. Attenzione amici sportivi perché il risultato può cambiare, siamo giunti al 21esimo minuto. Nel corso di questo primo tempo fino ad un istante fa era 0-0, poi il calcio di rigore assolutamente nitido e netto, la rincorsa di Francesco Lodi, il tiro incredibile, la parata di Scuffia che dice no al piatto debole, anzi al piatto dietetico di Francesco Lodi. Non si batte un calcio di rigore così. Non entro insomma nella dinamica del calcio di rigore, ha deciso di batterlo centralmente, ma ma Scuffia da portiere esperto non si è fatto ingannare, è rimasto fermo e con i piedi è riuscito a rinviare. Ma invece... centrale debole tra l'altro, cioè puoi tirarlo centrale, tira una sassata dagli 11 metri, si può sbagliare un calcio di rigore. Ovviamente, come dicono i grandi del calcio, se non vuoi sbagliare un calcio di rigore non lo tirare agli 11 metri. Dico, Lodi insomma non è che lui, dobbiamo spiegare come calciare il rigore, ne ha calciati tantissimi in carriera anche in Serie Cartellino A. giallo, nel frattempo se lo prende Privitera e qui fallo assolutamente nettissimo sotto gli occhi del direttore di gara, così come nettissimo è stata ormai l'azione che ha portato alla Catania al calcio di rigore. Se avesse lasciato proseguire il direttore di gara, Rizzo da quella posizione aveva centrato e sfondato lo specchio alla porta. E qui torniamo un attimo in una squadra che non ha gerarchie sulla battuta dei calci di rigore, ce l'hanno sempre detto i giocatori della Catania, hanno detto chi se la sente tira il calcio di rigore, capocannoniere di questa squadra in panchina, poi l'attaccante di riferimento che è Sarao, evidentemente scavalcato nella gerarchia da Francesco Lodi, e vorrei capire come l'ha presa la panchina Marco Carli. Non l'ha presa molto bene, non aveva preso molto bene anche la decisione iniziale dell'arbitro, no? Perché poi c'era stato il gol da parte del Catania. A te intanto? Attenzione, all'interno del rigore Lorenzini con Sarao tra due avversari, il pallone che viene nuovamente spedito fuori. Carlo. Marco, va bene, non ti preoccupare. È andata, vai. Dicevo, non aveva preso molto bene la decisione iniziale dell'arbitro appunto sul gol che poi c'era stato del Catania, perché insomma qualche perplessità c'è stata in tal senso, e poi inevitabile molto silenzio insomma sull'esecuzione di Lodi, qualche sguardo puntato per terra, insomma è andata così. Attenzione perché la Canicattì prende fiducia e prova con un tiro di Iezzi ad aggirare l'ostacolo dei due centrali difensivi, a mettere un pallone a rientrare, palla che si perde comunque abbondantemente fuori, e ovviamente un po' gelato lo stadio dopo il calcio di rigore battuto da Lodi. Guardate il piatto di sinistro, la parata, qui è più errore di chi batte che, eccola qui, stiamo vedendo anche l'azione da dietro la porta, è stato bravo Scuffia, mentre c'è un altro cartellino giallo. Nel frattempo se lo prende Sidibè, due ammoniti in questa partita fino ad ora, cartellino giallo per Privitera, cartellino giallo per Sidibè, che adesso praticamente si allontana dal punto in cui ha commesso il calcio di rigore. Parleremo ancora sicuramente della gerarchia tra chi batte i calci di rigore. Ovviamente Francesco Lodi
se la sentiva e così è andata. Si riparte quindi dallo 0-0. Boccia, traversone al centro, attenzione, siamo 3 contro 3, deve ritornare con una diagonale Rapisarda che è bravissimo, ha un'azione di disturbo e poi in seconda battuta fortunatamente Castellini è uno di quei difensori che, seppur giovanissimo, è uno che non le manda a dire. Nel frattempo scontro con De Luca che si rialza, anche pettinato, che ha ancora dolore alla fronte, ma non riteniamo che ci sia nulla di particolarmente serio né per l'uno né per l'altro. Nel frattempo stiamo rivedendo proprio il momento in cui i due incocciano involontariamente Fronte e Nuca. Ancora pettinato, farsi medicare, si è rialzato nel frattempo De Luca con l'incoraggiamento ovviamente dello staff medico della Canicattì, che sta resistendo sul risultato di 0-0. Si parlano, come giusto che sia, Sarno e Privitera, e quindi vedremo quello che praticamente si diranno anche nel corso della partita, la partita in corso. Carlo, che te ne parli di questo primi 25 minuti, 26 minuti di gara giocata? Devo dirti, Angelo, che il Catania deve stare tranquillo, sereno, perché prima o dopo l'occasione per fare gol l'avrà e avrà altre opportunità. C'è stata nella situazione del calcio di rigore un'ingenuità di Pettinato, che da giocatore esperto non può fare un fallo da dietro così, insomma, marcato, evidente. è così evidente, ecco. Doveva stare sicuramente più tranquillo, prendere posizione e aspettare un retropassaggio, non poteva fare oltre l'attaccante del Catania. Bene Vitale, che cambia praticamente anche il segmento del campo, lo scambio con De Luca che lascia scorrere il pallone nella terra di nessuno, poi non ne approfittano i giocatori della Canicattì. Palla fuori e rimessa con le mani a favore della Catania. Aveva fatto un ottimo recupero Vitale andando a sostegno dell'azione dove Lodi si trovava in netta difficoltà. Adesso Castellini con Sarno, colpo di tacco, cercando di mettere in movimento Rapisarda. Non si possono chiedere gli straordinari al numero 5 della formazione rossazzurra e neppure bisogna essere leziosi nelle giocate. Qui bisogna avere sostanza, se è vero come è vero che finora un giocatore come Sarao non ha avuto neanche un'opportunità per girare il pallone con faccia rivolta alla rete, e questo probabilmente in questo momento è il limite più grande della Catania. Sarno, lo scambio con Rapisarda, sradica il pallone ai piedi dell'avversario Rapisarda, poi l'indietro, Sarao chiamato a girarsi, fa 4 maglie bianche. La girata dalle parti di De Luca, che hanno una posizione irregolare, anzi un fallo, e subito interviene il primo assistente del direttore di gara, bandierina alzata, e si riprende quindi a giocare con un calcio di punizione a favore del Canicattì. Carlo. Ecco, in questa situazione Sarao non deve farsi prendere alla frenesia di dover per forza tirare in porta, è di spalle, è marcato bene da due avversari, deve scaricare dietro e far tirare in porta un suo compagno di squadra che sicuramente è messo meglio di lui. Marco, da bordo campo. Michele Zeoli ha detto aspetta, ok, esce Peters, sì. Allora Michele Zeoli e anche Lele Catania continuano a dire ai propri giocatori di mantenere la calma, di partire e di dialogare subito fra di loro per cercare l'esterno destro. Poco fa c'era stata un'azione di Rapisarda, quella che non è andata a buon fine, e Zeoli ha detto facciamo correre subito sulla destra, poi l'azione non è sfociata nel modo giusto, però sono arrivati gli applausi lo stesso. La sensazione è che con una squadra come il Canicattì, che soprattutto partendo dal basso di solito ha delle difficoltà quando decide di partire dal basso, il Catania non ne sa più approfittare. C'è De Luca, prende un corridoio finora utile, prova ad accentrarsi sul sinistro, lo spazio poi per il tiro da parte di Rizzo, pallone respinto e poi fuori. Chiedono
la concessione di un rigore ai giocatori della Catania. L'arbitro non è dello stesso avviso, si defila quindi dalla posizione Scopelliti. Rivediamo anche dalla camera dietro la gran botta di Rizzo. L'unico ad avere centrato lo specchio della porta è stato proprio Rizzo. Nel proseguo dell'azione, dopo il fischio però del direttore di gara che non ha concesso il vantaggio e pertanto ha vanificato il gol di Rizzo, sarebbe stato l'1-0, preferito invece il calcio di rigore, e da quel momento in poi ancora però Rizzo al minuto 29esimo, la botta dalla distanza e il pallone ancora una volta bene intercettato da Scuffia. All'indietro questo cerchio di centrocampo sta giocando una buona partita vitale. Probabilmente i meccanismi non sono perfettamente sincroni, quelli tra Lodi e Rizzo, e quindi c'è davvero un varco. Lo vediamo proprio disegnato dalla postazione dalla quale vi stiamo parlando. Lodi, lo scambio poi per Vitale, l'esterno col destro con la possibilità dell'inserimento da parte di Boccia, che non riesce a mettere il pallone sul suo piede. Recupera pertanto il Canicattì. La corsa di Iezzi sulla corsia di sinistra ha chiamato Rapisarda ad un recupero. Ancora una volta Rapisarda, un autentico punto esclamativo, ma una autentica uomo a tutto campo. E Privitera può ripartire il Catania con Sarno che si era centrato in posizione di interno di sinistra, ritorna nuovamente nella posizione a lui più congeniale. Rapisarda, Lodi si dibeva praticamente sul giocatore, poi Lodi all'indietro per Castellini, che è un'autentica conferma anche in posizione centrale difensiva. Lodi, Castellini si decentra un po', scambiando con la possibilità di Rapisarda di mettere un pallone all'interno della rigore, l'inserimento dall'esterno, ma il controllo sulla posizione di De Luca. L'arbitro però ferma il gioco anche in questo caso, scattato con un attimo di ritardo oltre la linea dei difensori. Riparte Privitera, lì al centro si fa vedere Sidibè, ancora corsie laterali, quelle di sinistra, subito il taglio a cercare Manfred, anzi Iezzi in seconda battuta, palla che si perde fuori. E queste sono le giocate ormai chiare volute da Lillo Bonfatto. Pallone subito scaricato dal centro sulle due corsie, prediletta quella di sinistra, e poi andare a cercare fortuna sull'1 contro 1. 33 minuti, Lodi per Lorenzini, cerchio di centrocampo, ancora una volta Lodi, si mettono in 10 oltre la linea del pallone, pronti a scattare. Vitale, lo scatto poi a cercare Boccia, ma questi traversoni praticamente a fari spenti sono tutti facili per la lettura dei difensori del Canicattì, che ricordiamo è una squadra che comunque questo campionato lo sta interpretando bene, l'abbiamo promossa, ha mantenuto l'impianto dell'anno scorso con dei nuovi innesti, e i risultati del Canicattì dimostrano nella posizione in cui è la formazione di Lillo Bonfatto di essere comunque una squadra tutt'altro che remissiva. 3 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. Una squadra che si sta facendo rispettare in questa categoria, dalla quale mancava da ben 26 anni. L'ultimo campionato di Serie D del Canicattì risale al 95-96. Sono ritornati e oggi con l'11° posto in classifica dimostrano di essere formazione che sicuramente non si è lasciata intimorire neppure dal Massimino. Sarno, Rizzo, Rapisarda, ancora Sarno, De Luca che si è spostato a destra, e poi l'intervento da parte di Scuffia, e queste sovrapposizioni e questi cambi probabilmente questi possono mettere in difficoltà la linea difensiva del Canicattì.
Sì, questo è quello che deve fare De Luca, non deve stare fermo nella posizione di attaccante sinistro, ma deve girare dentro il campo, deve entrare, deve sovrapporsi anche sulla destra per creare superiorità numerica e mettere a disposizione della squadra il suo talento. Invece Boccia sta avendo qualche difficoltà nel ruolo di terzino sinistro, in quanto essendo un destro naturale È un po' adattato. è adattato, e per un giovane adattarsi è un Attenzione, tantino. c'è De Luca punta a 2 avversari, salta anche il terzo, lo scarico su Sarno, poi Sarno deve provare il controllo con la sinistra, preferisce accentrarsi, pensa al tiro, preferisce invece poi calciare debole, ma all'interno del rigore sono ben piazzati in 5 giocatori in maglia biancorossa. Attenzione che però il Canicattì è pronto alla ripartenza, si fa vedere il solito Iezzi sulla fronte di sinistra, stavolta il tiro non è calibrato, direttamente tra le braccia di Beters si perde, e quindi Catania che può ripartire nuovamente con Rizzo. Ma soprattutto era posizionato benissimo nella fase di transizione negativa. Rapisarda ha chiuso quella linea di passaggio in maniera perfetta e ha impedito una ripartenza che poteva essere molto pericolosa del Canicattì. Riparte nuovamente il Catania, ma viene praticamente bloccato ai 28 metri da un Canicattì comunque attento ed aggressivo, con Sidibe, con solito movimento per Iezzi, puntato da Rapisarda, stavolta lo salta Iezzi, mette un pallone al centro e incredibilmente il Canicattì si frantuma. L'azione da gol più chiara di questa partita, Manfred, quantomeno di questi 36 minuti, azione in cui come al solito a sinistra provano sul movimento di Iezzi, stavolta Rapisarda, al quale non possiamo chiedere gli straordinari, ha praticamente lasciato l'uomo e Iezzi ha messo un pallone perfetto per la testa di Manfred, che si è divorato il gol così come l'aveva fatto all'11° minuto Vitale. Sì, Iezzi ha dimostrato di essere un giocatore imprevedibile e pericolosissimo nell'1 contro 1, è riuscito a saltare molto bene a Rapisarda, che non è l'ultimo arrivato, anzi, e ha messo una palla al bacio che poteva Rapisarda diventare col piatto letale. di destro al centro dell'area di rigore, non arriva Vitale, piazzati molto meglio i giocatori della Canicattì, che attenzione possono come al solito ripartire, il solito fraseggio a centrocampo, lo solito scarico su Iezzi, il dialogo con Tedesco, palla che cambia versante di campo dove Manfred adesso alleggerisce sulla versante di destra, all'indietro per Privitera, si fanno vedere in tanti lì davanti 4 maglie bianche a ridosso dell'area di rigore della Catania. Nel frattempo gioco fermo, Privitera commette fallo, si riprende a giocare con un calcio di punizione per il Catania, ma che pericolo che ha corso la formazione russazzurra. Marco, a bordo campo. Eh sì, proprio sul pericolo che ha corso prima il Catania, mani sul volto, si è massaggiato più volte il volto Zeoli, proprio la classica espressione di chi dice abbiamo rischiato molto, insomma, in questa occasione, perché veramente il Catania ha rischiato. Continua a dire ai suoi, quando sono sulla tre quarti, di muovere velocemente il pallone e di provare a cambiare gioco, cioè passare da una fascia all'altra. Non gli viene benissimo evidentemente al Catania questo sistema di gioco, perché lì a sinistra evidentemente soffriamo per una cerniera che non ha un giocatore così rodato e di ruolo, e questo probabilmente è la sofferenza maggiore del Catania, che però parte secondo me da un centrocampo che non riesce a trovare soluzioni alternative, se non ormai il classico scarico sul portatore di palla sulla corsia di destra, che era Pisarda, l'1-2 con Sarno e poi il traversone al centro dell'area di rigore. Basta piazzarsi con una particolare attenzione, finora lo hanno fatto quasi in maniera impeccabile i giocatori del Canicattì, tranne all'11° minuto. Lodi batte il calcio di punizione, anche questo uno schema strano, perché in orizzontale per Sarno, chiamato pertanto ad aprire la difesa degli avversari, poi sbaglia completamente il tocco Rizzo, che si dispera, ma è di in mezzo a quel campo che probabilmente il Catania deve intervenire. Sì, dicevo e pensavo, intanto c'è una situazione di fuorigioco. Fuorigioco
pensavo Di all'unico Manfred. mancino di ruolo sulla fascia sinistra del Catania naturale, che è Lubiciani, Sì. che è un 2004 e probabilmente il tecnico Ferraro non lo ritiene ancora pronto. Ha fatto una partita da titolare in E una non- delle prime E partite c'era parso, poi, c'era parso anche un buon giocatore per quello che abbiamo visto. e Ovviamente poi non è stato più utilizzato, ecco. non calibriamo tutti quanti, ovviamente non vediamo tutti gli allenamenti, ma Lubistani poteva essere francamente la sostituzione naturale in una partita del genere, a meno che il Catania poi non voglia nei secondi 45 minuti riportare la Pisarda a destra, così come è avvenuto la settimana scorsa, quando l'inserimento di Rapisarda a sinistra lo aveva portato Boccia nella posizione naturale di destro e poi Rapisarda a sinistra. Ma intanto aspetta che il pallone vada fuori Lorenzini, anzi no, preferisce poi mettere praticamente la legna all'asciutto, palla che viene spedita oltre la linea della rimessa laterale, e ne approfitta quindi il Canicattì, che sinceramente azioni da gol le ha avute, quella al 36esimo con la girata di testa di Manfred, che era praticamente 3/4 di un gol, così come era stata quella all'11° minuto da parte di Vitale. Beters, motorino Rapisarda, e sembra però una Catania monocorde, quello che prevede quasi sempre questo tipo di movimenti. Solito per Sarno, l'1-2 di Sarno, riesce però a prendergli un attimo le misure Tedesco, ancora una volta Tedesco sulla linea di passaggio, fanno davvero un bel gioco, giocatori del Canicattì, quasi un torello tra tre avversari. Con Sidibè ne escono benissimo, con Privitera arriva Castellini a interrompere questo fraseggio prolungato, poi De Luca lo scarico sul versante di sinistra per Castellini, che ovviamente non gli possiamo chiedere tutto al numero 27 della Catania, di fare il terzino, il centrale e adesso anche l'interno di centrocampo. Si era comunque proposto Rizzo, ancora Castellini, scarica per Boccia, Castellini, si mettono in 10, anzi in 11, al di sotto della linea del pallone, deve stanarli il Catania. Rizzo, lo scambio sul corto, Vitale, non si guadagna neanche il calcio di punizione dal limite, l'intervento è pulito a parere del direttore di gara e può ripartire nuovamente il Canicattì, lo fa con l'onnipresente Privitera, poi con Sidibè che non accenna però a mettere la palla in profondità, preferisce rifugiarsi al destro di Conti e ripassare nuovamente dal metronomo di questa squadra. Ecco, poco fa si è visto come il Canicattì ha preparato bene la partita, soprattutto sulla fascia sinistra, dove hanno triplicato La marcatura e non hanno consentito alla solita catena di destra del Catania di raggiungere la profondità. In questa partita non sono mai riusciti a raggiungere la profondità né Rapisarda, né Sarno, né Rizzo. È stata un po' la lettura che il Catania si è visto già 7 giorni addietro nella trasferta calabrese con il Cittanova, quando hanno chiuso le linee di passaggio. Adesso De Luca si è spostato a destra con la sfera, però con questo Sidibè, insomma giocatore comunque attentissimo, e l'ottimo Privitera, come al solito a tentare la linea di passaggio per Manfred. E qui è stato bravo Boccia a fare la diagonale e a mettere il suo corpo, a sovrapporlo sul latte scalpellato, che non è riuscito ad intervenire sulla palla, su una ripartenza 3 contro 2 che poteva essere molto pericolosa. Partita impeccabile da parte di Castellini. Scopelliti. No, stavo parlando del nostro Castellini, Dicevo, che ha giocato, esatto, che ha giocato finora una partita attentissima. Sulla versante di sinistra siamo ritornati nuovamente con i giocatori al loro ruolo, con Boccia sulla versante di sinistra, con De Luca che si è tornato nuovamente a creare lo spazio a sinistra, recupera proprio in questo istante il pallone 1 contro 1, guadagna quantomeno il calcio d'angolo De Luca, e adesso
Vallodi dalla bandierina, batte tutti quanti lui i calci piazzati, anche questo dalla bandierina, stavolta corto per De Luca, l'1-2 lo scambio, ancora un controtraversone al centro dell'area di rigore, ma è difficile muoversi tra un'autentica barriera. Attenzione che fortunatamente non riesce Iezzi a servire il compagno di squadra. Buono Boccia stavolta a sinistra, salta il primo avversario, non salta il secondo, c'è un fallo, attenzione che Privitera è già stato ammonito e qui probabilmente ha rischiato qualcosina. Nel frattempo Marco, ci dici il recupero di questa partita? Un minuto, sono passati adesso già quasi 20 secondi. Ovviamente giustamente Lele Catania dice a Ciccio Lodi batti velocemente, anzi in questo caso mi sa che non è Lodi a battere la punizione del Catania, ma Sarno. E quindi siamo praticamente a 15 secondi dalla fine anche del recupero di questa partita. Pallone all'interno dell'area di rigore, gol, incredibile gol del Catania con Rizzo, che oggi il gol ce l'aveva praticamente nel cuore, il gol di Rizzo ce l'aveva dentro. Il gol di Rizzo era quello che finora non aveva realizzato, perché l'arbitro aveva fischiato qualche istante prima. Pallone che schizza la traversa e poi si insacca. Guardiamo lo sviluppo di questa azione, ovviamente praticamente a tempo quasi scaduto. Il Canicattì che era assolutamente convinto di portare a casa nel riposo ovviamente un pareggio, si è visto superato da uno che oggi il gol ce l'aveva proprio sul piede, no, e non ci è riuscito sul piede, lo ha fatto in un altro modo e lo stiamo rivedendo proprio in questo istante con Sarno che ha battuto il calcio di punizione, girato, tocca la traversa e poi con il piattone di destro arriva Rizzo, deviazione che era stata davvero quasi vicina all'autorete, poi Rizzo mette il pallone in fondo al sacco, ci ha provato con la botta dalla distanza, c'è riuscito stavolta con il tiro a botta ravvicinata, un gol davvero attaccante. E vedi Angelo, quando non si riesce di giustezza con la manovra, con la qualità, una grande squadra deve riuscire con la forza, col carattere e con la voglia dei suoi giocatori più rappresentativi, e quindi dal calcio di punizione c'è stata veramente una palla messa di testa molto bene, con forza, con cattiveria, e l'inserimento di Rizzo che con voglia, con cattiveria, con fame è riuscito a spingerla dentro e a portare in vantaggio il Catania, un vantaggio preziosissimo. È partito il secondo tempo con il calcio d'avvio affidato a De Luca, con palla messa indietro e subito andata a spiovere dove ci sono le insegne pubblicitarie di Bacco, di Trilogy, e che hanno praticamente fatto da schermo al primo tentativo di affondo da parte della formazione rossazzurra, con il Catania che adesso è chiamato non soltanto a confermare il risultato dei primi 45 minuti, ricordiamolo che il gol è stato realizzato da Rizzo, che oggi aveva obiettivamente il piede più caldo rispetto a tutti quanti gli altri compagni di squadra. Sono state sue le azioni più significative sul fronte offensivo, quelle che hanno maggiormente impegnato l'estremo difensore Scuffia. Ritornano in campo gli stessi 22 che hanno iniziato la partita, in tal senso chiedo subito a Marco Carli se mi dà conferma che rimangono gli stessi giocatori. Ancora non mi sembra che si siano pronte le sostituzioni. Esatto Angelo, ti confermo, stessi 22 in campo. Nel Catania si sta scaldando in questo momento Andrea Russotto. Bene, quindi Betters, Trelegni, Rapisarda, Casellini, Lorenzini e Boccia sono i 4 della linea difensiva della Catania. Rizzo, Lodi e Vitale sono i 3 centrocampisti, con Sarno, Sarau e De Luca invece a fare praticamente a sportellate nei confronti di una difesa gueritissima, quella composta da Scuffia, Di Mercurio, Pettinato, Conti e Tedesco. Sono praticamente i 5, c'è 4 più un portiere, che sono stati finora particolarmente attenti. Cardinale, Privitera sicuramente il più rognoso di tutti lì in mezzo al campo, ci ha provato Sidibè, quello che sentite è il tono di disappunto dopo il tentativo di pallone a giro da parte del giocatore con la maglia numero 8 della formazione biancorossa. Scopelliti, Manfred,
che ha avuto di testa la possibilità di sbloccare incredibilmente la partita, e poi Iezzi che è stata un'autentica spina nel fianco sulla corsia offensiva di sinistra del Canicattì, destra difensiva da parte del Catania. Partita equilibrata nei primi 45 minuti, bisognerà capire cosa succederà nel secondo tempo e soprattutto se il Canicattì potrà mantenere ancora questa velocità di esecuzione della manovra, ma dovrà probabilmente a questo punto cercare anche di trovare qualche corridoio e qualche varco libero. A quel punto sarà più difficile mettere 10 uomini dietro la linea del pallone, seppur pronti a ripartenze di grande velocità. Lodi sbaglia l'appoggio, poi comunque c'è Vitale che sta facendo una buonissima partita oggi. Carlo Breve per raccontarci quelle che sono state le sue impressioni adesso, dopo aver avuto 15 minuti per riflettere su quello che è stato il primo tempo e quali possono essere le mosse dell'uno e dell'altro. Ma diciamo che il Catania ha sfruttato proprio la propria forza, il proprio carattere e il carattere soprattutto dei suoi uomini più rappresentativi, vedi Rizzo, per scardinare la difesa attenta del Canicattì, che ha rischiato pochissimo a parte l'episodio del calcio di rigore. Il proprio portiere era stato impegnato solamente proprio da Rizzo. Nel frattempo c'è un calcio d'angolo, il primo del Canicattì in questi secondi 45 minuti, lo batte dopo l'azione recuperata da Tedesco, lo batte Privitera con Ciprova di controbalzo di destro di Mercurio, il pallone che si perde comunque fuori. Breve. Sì, e quindi è riuscita a scardinare in questa situazione di calcio piazzato, ma dicevo anche proprio poco prima dell'intervallo che una grande squadra deve anche passare in vantaggio in situazioni sporche, e questo è quello che ha saputo fare il Catania, e quindi questo è sicuramente un grande merito. Quante sportellate si prende Sarao? Sarao viene chiamato in causa e viene fatto giocare proprio per questo motivo, perché è un giocatore che fa tanto lavoro sporco e va a fare sportellate con i difensori avversari, e può mettere nelle condizioni sia Sarno che De Luca di diventare letali. Salta due uomini Mercurio, sembra davvero avere messo il motorino, l'ex giocatore della Mazzara e del Canicattì, salta due avversari, poi lo stendono, il calcio di punizione. Siamo comunque in posizione, guardate il movimento di Mercurio, arriva poi in seconda battuta proprio Sarao che fa un lavoro incredibile, non soltanto davanti alla porta avversaria ma soprattutto in azione anche da centrocampista aggiunto. È il solito ex Giarre Paternò Privitera, giocatore a tutto campo e soprattutto autentico trascinatore di questa squadra. Batte il calcio di punizione velenosissimo, tra l'altro stava arrivando di Mercurio, non si capiva se era un cross o un tiro, ma sulla traiettoria poteva arrivare l'esterno difensivo di sinistra. E guardate nuovamente gli sviluppi di questo calcio di punizione, e stava lì per arrivare, seppur controllato in prima battuta Rapisarda, in seconda battuta proprio di Mercurio, palla che però si perde dritta per dritta oltre la linea del fondo. Può farla ripartire nuovamente Peters in profondità, solito Sarao fare movimento lì in mezzo al campo, aprire gli spazi per i compagni di squadra con Lodi, e poi arriva ancora una volta Castellini che gioca con l'autorevolezza di un giocatore assolutamente navigato. Castellini è proprio il futuro, è il presente e il futuro del Catania, acquistato a titolo definitivo. Significa che per lui c'è grande prospettiva di tornare con questa squadra nei professionisti e fare una brillantissima carriera, e gli auguriamo al più presto di arrivare in Serie A, perché secondo me le caratteristiche fisico e tecniche ci sono tutte. Giocatore attento, sempre concentrato, versatile, lo puoi collocare in qualunque parte del campo della manovra, lo puoi mettere interno, lo puoi mettere centrale, lo puoi utilizzare a destra o anche a sinistra. What better? Cosa vuoi di più da un giocatore? Prova adesso con un po' di timidezza in più Boccia. Ovviamente al ragazzo diamo tutte le attenuanti di essere stato collocato in una posizione di campo che probabilmente non gli appartiene.
di avere avuto comunque un rognosissimo cliente da quelle parti. C'è Marco Carli, vediamo che succede. Marco a bordo campo. Allora, a bordo campo ti dico che si stanno scaldando anche, oltre a Andrea Russotto, anche Somma Jefferson e Palermo. Nel frattempo Lele Catania è in collegamento con Ferraro, che in questo momento si trova nel box presidenziale. Esatto, esatto. dove c'era il presidente Pelliga nelle partite scorse insieme a Pippo Franchina. Insomma, arrivano le indicazioni sicuramente via C'è il cellulare. giallo per Lodi nel frattempo. Esatto, a te. C'è il giallo per Francesco Lodi, chiamato ad interrompere una trama di gioco offensiva. Lì in mezzo al campo della Canicattì si becca il cartellino giallo e calcio di punizione. Vedremo quindi quali modifiche andranno ad essere operate in questi secondi 45 minuti e soprattutto capire cosa potrà fare Lillo Bonfatto, perché ha davvero una panchina tutta under 2003, 2004, 2002, 2003, soltanto un 99 che è Giordano Santapaola. Il resto praticamente è una delle squadre più giovani di questo campionato, più giovani di questo torneo, ma sicuramente una di quelle che sul piano del gioco mi ha impressionato, perché finora ha utilizzato un gioco particolarmente saggio, chiudendosi nei momenti opportuni ma pronti alle ripartenze e soprattutto alle pressioni a centrocampo. Aspettano l'errore di quelli della Catania, attenzione perché si gira Manfred, scarica su Privitera che avanza palla al piede, nessuno va al contrasto sulla numero 4 della formazione biancorossa. Manfred scarica il sinistro, il pallone però si perde abbondantemente alto sulla traversa. Nel frattempo la Mezia Terme sta vincendo sulla Vibonese e questo è un risultato che mette ancora di più suspense su quella che potrebbe essere poi la partita più importante di questa parte di stagione che vivrà il Catania fra 7 giorni proprio a Vibo Valencia. Sarao, lo scambio con De Luca, De Luca si accentra al vertice di sinistra dell'area di rigore, stavolta però è bravissimo Di Mercurio a coprirgli lo specchio della porta e anche la girata. Dennis Di Mercurio, vice capitano di questa squadra, trascorsi con il Mazzara, tornato poi nuovamente alla Canicattì. Primo cambio Marco Carli, prime sostituzioni. Entra Palermo per Lodi, il cambio del Catania quasi al 10° minuto di questo primo tempo. Palermo per Lodi. Prima sostituzione quindi della partita, ed era quella che avevamo un po' invocato già la settimana scorsa in una partita che probabilmente a Cittanova poteva anche contare sul supporto di Marco Palermo. E adesso Francesco Lodi, applausi comunque per lui, rincoraggiamento. Quel calcio di rigore che Lodi ha fallito era un po' lo specchio di un calcio di rigore che invece Francesco Lodi il 30 marzo di quest'anno in una partita tra San Luca e la Cireale Lodi ha battuto. Queste sono le informazioni che ci arrivano al nostro ufficio stampa di Alessandro Vagliasini. No, c'era Lodi in campo per la Cireale, ha battuto il calcio di rigore. Nella formazione del San Luca c'era Scuffia che aveva realizzato il gol e quindi voleva rifarglielo, ma stavolta Scuffia gli ha preso proprio le misure e quindi non è andata a buon fine. Attenzione, Sarno all'interno della rigore, prova la giocata da gran maestro, quasi da biliardo. Si era ancora un'altra volta inserito la mezzala con la possibilità del collocamento lì in mezzo all'area di rigore. Stavolta risultato non raggiunto, anticipo sul portatore di palla Rizzo, autore del gol e diciamo quasi 2 gol oggi. Rizzo, uno convalidato, l'altro no, uscita nel frattempo di Scuffia sulla traiettoria all'interno dell'area di porta. L'anticipo di Lorenzini, Castellini, Lorenzini. Siamo al ridosso della linea che demarca il centrocampo. Boccia, pallone dal sinistro al destro, lo scarico per Castellini, l'apertura tutta sul fronte di destra
movimento stavolta però a rientrare da parte della Catania, che ha avanzato con tutta quanta la linea dei difensori. Adesso sono praticamente in 10 all'interno della metà campo della Canicattì, con Boccia, controllo, lo scarico, poi raddoppio di marcatura come al solito su Sarao, si fa vedere Sarno sull'altro fronte, rincorre il pallone Palermo, giocatore che ha sicuramente un approccio diverso rispetto a quello di Francesco Lodi, che era diventato una specie di metronomo basso della Catania. L'ingresso di Palermo cosa cambia? Con l'ingresso di Palermo si dà l'opportunità a Rizzo di giocare in una posizione a lui sicuramente più convenevole. Palermo è un giocatore con le caratteristiche completamente diverse da Rizzo. Rizzo va a fare il play e Palermo è un incursore sulla mediana. Boccia nel frattempo con Vitale, che si guadagna gli applausi del pubblico dello stadio Angelo Massimino. E può dare la profondità insieme a Rapisarda quando Sarno con la palla stringe nel centro del campo, e quindi può col sinistro liberare sia Palermo che Rapisarda. E già in una occasione c'è stato finalmente un cross da destra pericoloso, è stato bravo Scuffia a intervenire. Gioca Sarno dalla bandierina, il calcio d'angolo, lo batte, il pallone che spiova all'interno dell'area di rigore. Anticipati però i lungarcioni che erano giunti lì all'interno dell'area di rigore. Buona la diagonale stavolta di Boccia, l'apertura sulla versante di sinistra per Sarno. Sarno mette a mezza altezza, non era né un pallonetto né un tiro né un lancio per Sarno, che era 2 metri indietro, si aspettava probabilmente un taglio. Non gli è riuscita stavolta la giocata di classe al numero 30 della formazione rossazzurra, De Luca. Poi subito per Rizzo, scarico per Palermo, a destra c'è Rapisarda. Si fanno vedere giocatori della Catania in fronte più avanzata. De Luca poi lascia correre per la possibilità di scaricare sulla corsia di destra, e quindi non percorriamo, non diventiamo monocorde anche se lì a sinistra, mentre c'è Marco Cardi che ci aggiorna sulle sostituzioni e soprattutto su quello che Michele Zeoli dice alla panchina. Eh sì, perché arriva il momento di Andrea Russotto al posto di De Luca, sì. E questa è la sostituzione in casa Catania con Zeoli che sta dicendo appunto a Russotto dove andare a posizionarsi in campo in sostituzione appunto di De Luca, e di cercare ancora costantemente, l'aveva detto anche nel primo tempo, il cambio gioco, c'è la possibilità di andare da una fascia all'altra per innescare proprio Russotto, che prende il suo posto a sinistra dello scacchiere d'attacco rossazzurro. E difatti Russotto si piazza a sinistra, quindi tutto è immutato, ma con probabilmente un passo diverso. Andrea Russotto dei migliori momenti, rimane sicuramente un giocatore che è un lusso in questa categoria, giocatore che comunque può cambiare le inerzie alla partita se vuole, se è concentrato e soprattutto se ha il piede caldo. In questo momento il tecnico del Catania fa capire che Russotto può essere, e scalza un attimino Giovinco, può essere un'arma importante soprattutto quando i ritmi si abbassano, e lui con la sua velocità, con la sua imprevedibilità può dare sicuramente una marcia in più sull'auto di sinistra. È più ala lui rispetto a De Luca, che è più una seconda punta, e quindi è alla ricerca della migliore condizione perché è stato a lungo tempo fermo, e in questo momento lo preferisce a Giovinco. E rimane Giovinco probabilmente il giocatore che nelle gerarchie è l'ultima opzione di quelle importanti che ha il Catania ad averlo in qualunque altra squadra, un giocatore come Giovinco. Il calcio di punizione è battuto proprio in questo istante, scodellata al centro del rigore, pallone che ancora rimane comunque in gioco. Si aspettavano probabilmente la segnalazione della seconda assistente Valeria Spizzuoco di Cagliari. Luca Mocci di Oristano è il primo assistente
Enrico Cappai di Cagliari invece è praticamente il direttore di gara tutta quanta isolana, quindi la terna arbitrale di oggi. Ci sono anche sostituzioni pronte, però tra le fila dell'HNKT Marco Carli subito ad aggiornarci. Entrerà Fuschi, il numero 14, per Sidibe, che è anche ammonito, per cui questo è il cambio che ha per Lillo Bonfatto per la squadra del CaniKT. Cambia uomo per uomo, mette un altro centrocampista centrale come Gabriel Fuschi, esce Sidibe, che ha giocato, però a me è parsa una buona partita, giocatore anche di buona intelligenza tattica. Ovviamente ricollochiamo tutto nel campionato che stiamo commentando, che è il campionato di Serie D, ma rimane comunque un giocatore che a me è piaciuto, classe 2000, ragazzo che probabilmente potrebbe ambire a qualcosa di più. Sostituito quindi con Gabriel Fuschi, che è un centrocampista centrale, probabilmente vuole rimpolpare la linea di mezzo, a poco da scegliere, ha soltanto ali esterne il tecnico Lillo Bonfatto, mentre precipita all'interno del rigore del Catania Scopelliti, ma non c'è niente. Bonfatto poi ha Santa Paola, Ricciardello e Corrado, sono tre ali, a un mediano che è Sinatra, Bozzanca che è un centrocampista centrale e un terzino sinistro che è Gabriele Russo. Poi insomma non è che abbia tutta la scelta che ha il Catania. Sì, soprattutto perché manca Nguyen, che poteva essere sicuramente un'alternativa valida ai tre davanti, poteva fare sia l'attaccante centrale che l'attaccante esterno, con più peso, con più esperienza, e quindi in assenza pesante in questo momento che avrebbe bisogno di mettere qualche centimetro in più lì davanti. Terzo step per il Catania, Carlo, Marco. Jefferson entrerà al posto di Sarao, anche in questo caso ruolo per ruolo, diciamo prima punta per prima punta. Quindi tre sostituzioni in tre momenti diversi, hanno scelto comunque di sostituire sempre un uomo, i giocatori della Catania, e adesso richiamata l'attenzione del direttore di gara, si rialza Sarao, entra in campo il capocannoniere di questa squadra. Certo che per Sarao, che è un giocatore moderno e che ovviamente chiamato a fare non soltanto l'attaccante di riferimento, cioè il lungaccione che sta là davanti all'area di rigore, ma a sacrificarsi tantissime volte, reputo che Sarao oggi abbia fatto davvero un'altra bella partita, anche se non compare, non appare, però è un giocatore che lì in mezzo al campo continua a fare un gioco utile per la squadra e probabilmente meriterebbe più attenzioni lui da parte della squadra. Che dici, Carlo? Sarao è un giocatore con queste caratteristiche, un giocatore importante per questa squadra perché ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti, è la classica prima punta di peso che va a fare sportellate con i difensori avversari, ha bisogno di essere servito con dei traversoni. Ecco, mentre c'è proprio su questa giocata sì, importante di Jefferson, che gira il pallone per la possibilità di Palermo di andare a calciare al volo. Jefferson ha caratteristiche completamente diverse, più abile tecnicamente, più sontuoso dal punto di vista proprio tecnico, e in questi momenti in cui le squadre avversarie un attimino sono più stanche, si allungano un pochino alla ricerca del pareggio, può essere una mossa sicuramente produttiva. Guardate la lunga rincorsa, poi lo scarico su Russotto all'interno dell'area di rigore, e poi c'è il gol del Catania di Jefferson, pazzesco ragazzi, questo è un giocatore che sta là e te la mette in fondo al sacco, è inutile stare qui a raccontare, ma che giocata quella che ha portato Jefferson al gol, ed è incredibile come pronti e via nell'arco di 2 minuti Jefferson si sia avvicinato al gol, e poi sull'assist di Russotto alla minuto 66esimo uno dei giocatori che continua a segnare gol, Andrea De Sighiera. Jefferson, guardate, Russotto, Jefferson piazzato sulla linea che demarca l'area di porta, non deve far altro che mettere la puntata, ma la grande giocata di Russotto che gli mette un lungo linea invitantissimo,
e Andrea De Siqueira. Jefferson porta a 6 il numero delle sue marcature personali. Che gol, ragazzi! Giocata sontuosa di Russotto, l'avevamo previsto prima, le squadre si erano un tantino allungate, lui nell'1 contro 1, allo spunto è più ala rispetto a De Luca, ha proprio lo spunto e l'assist nell'1 contro 1, ha lasciato di sasso il suo avversario, ha messo una palla al bacio, non poteva fare altro Jefferson che farsi trovare pronto e a buttarla dentro. Senti come l'hanno presa dalla panchina. Marco. Benissimo, insomma, grande esultanza, Biaggianti con Catania, grandi abbracci anche. Ti segnalo, fra parentesi, che Lorenzini è arrivato proprio in panchina subito dopo il gol, è andato ad abbracciare Sarao che era appena uscito dal campo, insomma, per cui anche un attestato ulteriore di stima all'attaccante che era appena uscito per fare entrare proprio Jefferson, che è andato in gol. A te. Russotto sembra praticamente oggi che non lo fermi assolutamente nessuno, tra due avversari lo scarico, ma diamo merito pure, Carlo, a chi ha praticamente propiziato questa azione, lo slalom di Palermo che si è portato da metà campo saltando 3 avversari, mettendo un pallone alla corsa per Russotto e poi girarla al centro. E questo è un giocatore che ha davvero attitudini che possono davvero tagliare in due le linee difensive, anche quelle più barricate. Vedi Angelo, i cambi del Catania, la rosa del Catania, la proprio profondità di questo organico mette nelle condizioni il tecnico nei momenti chiave della partita di poter cambiare, dare qualità, forza alla squadra, cosa che le squadre avversarie non hanno, e questo fa la differenza in questo campionato. Il Catania ha stravinto tante partite proprio nel secondo tempo, proprio per i cambi, perché entrano giocatori di pari livello a quelli che escono, le squadre avversarie calano dal punto di vista fisico, non hanno gli stessi cambi e succede che Palermo dà profondità, che Russotto può andarsi a guadagnare una maglia da titolare in questo ruolo perché è il più naturale dei giocatori per il 4-3 e prendendo condizione può essere un'arma in più. Seppur ottimo Lillo Bonfatto, abbiamo parlato di una panchina di atleti comunque importanti, valorosi, ma tutti ragazzi 2004, 2003, 2002, 2002, soltanto dicevamo Giordano Santapaola che è un'ala, e classe 99, davvero rigorosamente bassa l'età dei giocatori a disposizione di Bonfatto, ma soprattutto il coefficiente tecnico, nulla a che vedere con chi può schierare in campo d'amblè giocatori come Palermo, come Marco Palermo, come Andrea Russotto e come Jefferson, e pensare che proprio l'azione del gol del 2-0 passi proprio dai 3 che erano stati inseriti in campo, cioè nell'ordine davvero, secondo anche l'ingresso in campo, prima Palermo, l'appoggio su Russotto e poi la realizzazione e la finalizzazione di Jefferson. È un disegno quasi del destino. Calcio di punizione, lo batte il Canicattì, che ha sviluppato davvero un ottimo primo tempo, ma adesso ci sembra davvero soffrire un po' il colpo ricevuto sia sullo scadere di prima frazione di gara sia anche il raddoppio della Catania. L'inserimento di Russotto ha praticamente tagliato il fiato le ali che hanno contenuto sulla corsia di destra. Le giocate di Palermo sono assolutamente diverse rispetto al seppur saggio e compassato centrocampo della Catania dei primi 45 minuti, e poi arriva in campo uno come Jefferson che adesso si rialza perché nel frattempo c'è Russotto, lato corte da rigore, il gioco di gambe di Russotto, l'1-2 porta davvero il Canicattì con Fuschi ad avere l'ultimo rimpallo sul pallone e il calcio d'angolo che tra un attimo il Catania si accingerà a battere. Dalla panchina Michele Zeoli non sta praticamente nella pelle, mentre dalla bandierina va a battere il calcio d'angolo Sarno. Le gerarchie sui calci piazzati ormai le abbiamo capite, no, se c'è Lodi li batte quasi tutti lui, ma se manca Lodi un altro con il piede compassato, nel senso piede compasso, piede allenato, è proprio Sarno. Gioco fermo nel frattempo perché l'arbitro
aveva fischiato il fallo in attacco da parte del Catania, quindi intervento di Scuffia che viene vanificato comunque dal fischio del direttore di gara. Ci sono cambi prossimamente tra le fila del Canicattì e a questo punto Marco Cardi ci può aggiornare. Sì, perché sta per entrare in campo con la maglia numero 21 Eugenio Ricciardello, classe 2001, prenderà il posto di un altro 2001, vale a dire di Giuseppe Iezzi. Buona partita per lui, ricordiamo il cross che poi ha portato all'occasionissima per il Canicattì quando si stava ancora sullo 0-0. Francamente Iezzi è un giocatore che mi è piaciuto oggi particolarmente, un ragazzo con una buona gamba, ovviamente paga probabilmente lo scotto e il peso di avere corso per 47 minuti più 46 minuti per tutto il primo tempo e buona parte di questa ripresa, e adesso probabilmente l'inserimento di Eugenio Ricciardello può produrre energie nuove, ma non per demerito. Sì, conoscevo molto bene Iezzi perché osservando... Attenzione all'interno dell'area di rigore, Jefferson prova la palombella sull'uscita corta da parte di Scuffia e lì probabilmente bisognava castigare di giustezza. Ancora però Rapisarda all'interno della rigore, Jefferson, il gol pazzesco ragazzi, che gol che ha fatto Jefferson. Questo ragazzi è un crack, questo sul cross di Rapisarda si va a cercare il pallone, lui lo mette di testa da qualunque altezza, anche a 50 centimetri dal suolo. Jefferson mette il pallone di testa in fondo al sacco, il cross lo fa Rapisarda, ma Jefferson che golasso avrebbero detto dalle sue parti. Jefferson quando le squadre si aprono è un giocatore letale perché dentro l'area di rigore sa farsi sempre trovare nel momento giusto, al punto giusto. Questo è un grande gol da grande attaccante, lo possiamo rivedere. Un po' Rapisarda e lui si va praticamente quasi di spalle, quasi di fianco, va a spizzicare il pallone, lui sa la misura, la base per l'altezza della porta, vede con la coda dell'occhio dove si trova Scuffia e gliela va a piazzare là dove Scuffia non ci può arrivare. È una torsione da attaccante vero, da bomber di razza, ma non lo inventiamo noi. Jefferson, se un giocatore ha fatto la Serie B vuol dire che ha dei grandi valori e ora sta trovando di nuovo entusiasmo, continuità, ha trovato la condizione fisica, può però diventare lui il centravanti titolare del Catania. Che gol, ma soprattutto entri in campo dopo 45 minuti di panchina e vai praticamente a fare 2 o 3 cose pazzesche che ovviamente spezzano le gambe a qualunque difesa avversaria, spezzano praticamente e danno il senso, il termometro di quanto forte comunque sia questa squadra. Pensare che probabilmente 7 giorni fa abbiamo consegnato 2 punti a una squadra seppur valorosa, possono essere scivoloni, ma con una squadra del genere probabilmente tutte le partite dovrebbero cominciare 3-0 per il Catania, almeno. Carlo, lo so che non è così. Caro Angelo, non è così perché il campionato di Serie D riserva delle trappole, delle sorprese e più avanti si andrà, soprattutto nel giorno di ritorno, quando andrai a incontrare le squadre che avranno l'acqua alla gola e magari il Catania avrà i suoi 10-12 punti di vantaggio sulle avversarie, che puoi concedere qualcosa, ci sarà qualche calo di tensione, ci sarà qualche campo stretto così come quello che il Catania ha trovato a Cittanova, ci sarà qualche calo stretto largo, però Carlo attenzione. Scusami, ci vuole la giocata del singolo in quelle situazioni. Stretto Carlo o largo, sì. Quando hai giocatori in panchina come Palermo, come Russotto, come Jefferson, come Giovinco, come Forchignone che adesso, ci vuole Angelo in quelle situazioni la giocata del singolo che non c'è stata a Cittanova e quindi il Catania deve portarsi a casa un pari. Quando non puoi vincere non devi perdere e quindi anche questi pareggi ti conducono alla Lega Pro. Finalmente adesso sul risultato acquisito di 3-0 ci sono le sostituzioni per il Catania, c'è Marco Carli pronto lì come una gazzella, c'è Somma, grazie per l'accostamento. E ti vedo lì, non ti inquadro le telecamere soltanto per così per rispetto dei telespettatori, vi ha accovacciato Marco Carli e sta diventando un atleta vero e proprio anche lui, in posizioni più improbabili, più bravo di Jefferson nelle girate aeree. Marco. Sì, allora intanto Somma per Rapisarda, mentre Sarno esce adesso ed entrerà Giovinco.
Queste sono le due sostituzioni, Somma Rapisarda e Giovinco per Sarno. Ti dico che in occasione del gol, del terzo gol del Catania, ti segnalo gli abbracci in panchina. Questa volta ti segnalo quello fra il direttore sportivo Laneri e De Luca. Praticamente Laneri l'ha quasi sollevato di peso, insomma, e si sono abbracciati dopo il gol di Jefferson, per indicare, insomma, quanto tutto il gruppo sia unito in questo momento. Sicuramente ottimo per la squadra rossa-azzurra. Un assist, quello di Rapisarda, che praticamente esce ovviamente tra il tripudio del pubblico dello stadio Angelo Massimino e l'ingresso poi di Somma e l'ingresso di Giovinco, per un Sarno che è stato ancora una volta un giocatore che non puoi fermare su quelle corsie anche quando non è in giornata 101%. Eh sì, con il risultato ormai al sicuro è giusto che il tecnico faccia dei cambi. Attenzione, perché qui la partita mica è finita. Prova la girata proprio Giovinco, ma palla che stavolta gli scivola fuori. Rifiata quindi Rapisarda, che per la prima volta esce dopo 10 partite da titolare, esce quindi dal campo e prende qualche minuto per rifiatare sicuramente, e spazio per Giovinco, che ha la possibilità adesso con le squadre che si sono allungate, di mettere il suo repertorio a disposizione della squadra. Esce Santo Privitera nel frattempo tra le vie del Calicattì, giocatore che a me è piaciuto tanto, e giustamente il pubblico di Catania applaude uno di quei giocatori così strutturati, si direbbe con le palle, ma mi sembra davvero uno che non si è lasciato intimorire né dal Massimino né dall'avversario, e a noi questi giocatori comunque piacciono. Un catanese puro sangue, sì, un vero leader in tutte le squadre dove lui ha giocato, un giocatore che ha sempre preso in mano le redini della propria squadra e sta godendo di una seconda giovinezza in quel di Canicattì, sì, ed esce tra gli 87, applausi del Cibali. Mi sembra che siano assolutamente giusti, meritati come avversario e soprattutto anche come giocatore che ha una matrice tutta quanta rossa-azzurra, ma anche l'avversario. Il rispetto è la prima cosa, mentre il Catania adesso viaggia sul risultato di 3-0, ricordiamolo, con i gol che sono stati realizzati nei primi 45 minuti da Rizzo e poi 2 gol in 9 minuti li firma praticamente il riferimento offensivo di questa squadra, Andrade, Sichera, Jefferson. Ragazzi, non tanto il primo ma quanto il secondo gol rimane ovviamente uno dei gol che disegnano questa categoria, con le luci e i tratti che non appartengono sicuramente al campionato di Serie D, ma lo dipingono di altri colori che adesso fortunatamente sono quelli rossa-azzurri. Merito comunque al Canicattì di aver avuto un impatto alla partita importante, e questo dimostra come comunque la squadra di Lillo Bonfatto meriti quella posizione in classifica che ha e che ha tentato di mantenere fino allo scadere dei primi 45 minuti. Ma un plauso veramente a Jefferson, perché da giocatore, da gran professionista qual è, si è ripreso dal mezzo scivolone che aveva fatto qualche settimana addietro quando non fu convocato per la trasferta, mi sembra, di Marigliano. Sì, quella fu una punizione. Esatto, e adesso entra col giusto piglio, con la giusta testa, anche se non parte da titolare, un giocatore che ha fatto la Serie B per parecchio tempo, entra con l'umiltà del giocatore che vuole conquistarsi spazio e con la giusta voglia sta dando risposta. Ci sono altre sostituzioni, Marco, le file del Canicattì. Manfrè, e con il numero 9 entra al suo posto Corrado Salvatore Salvatore Corrado, scusa, e poi ti dico che prima l'ingresso in campo era stato di Sinatra al posto di Privitera. Sì, ha praticamente messo un mediano al posto di Privitera e poi ha tolto l'unico attaccante di riferimento, che è Manfrè. Sulla sua testa pesa ancora quell'azione incredibile dei primi 45 minuti sul cross di Iezzi e la sua girata che ha fatto venire i brividi a tutta quanta la curva nord, compresa la panchina della Catania di Michele Zeoli.
galleggiavamo sul risultato di 0-0 e la partita a quel punto poteva avere un'inerzia completamente diversa. Il Catania aveva sbagliato da 20 minuti circa il calcio di rigore dal dischetto con Lodi e lì ha davvero il Canicattì avuto l'apice del momento massimo di progressione offensiva e la girata di Manfred a portiere quasi battuto ha sicuramente vanificato l'ottimo lavoro comunque prodotto dalla Canicattì, che aumenta però i meriti della Catania, che ha saputo aspettare, e poi con i 3 cambi iniziali sono praticamente i 3 sostanziali autori del gol, perché pallone che parte da Palermo arriva da Andrea Russotto, il diagonale e poi il rasoterra che percorre tutta quanta la linea che demarca l'area di porta per arrivare a Jefferson. È stato il primo dei 2 gol realizzati dal brasiliano, il secondo è un'autentica invenzione di Rapisarda, che aumenta nella classifica degli assist man di questa squadra e di questa categoria, mentre c'è il cartellino giallo per Boccia, che ovviamente rimane in posizione di esterno a destra con una sua ricollocazione. Sì, Boccia in questo momento ha fatto un fallo inutile, prende un'ammonizione che non serviva, probabilmente in questa partita sicuramente non è stata la sua migliore prestazione, ma è un'alternativa validissima. Quando il tecnico vuole giocare con i 3 attaccanti grandi può essere sicuramente un'alternativa valida. E qui parlavamo di statistiche che ci hanno condotto alla partita di oggi, parlavamo di Rapisarda che come passaggi chiave è al 4° posto nella classifica di tutti i gironi del campionato di Serie D. Io reputo che con l'assist di oggi avrà rosicchiato sicuramente qualche posizione ancora con il giocatore con la maglia numero 5 che ha realizzato questo assist importantissimo per il gol del 2-0 per il Catania. C'è il calcio d'angolo per il Canicattì, pallone spedito, limite dell'area di rigore, e ovviamente la formazione di Rillo Bonfatto adesso non gioca più con l'entusiasmo dei primi 45 minuti. Rimontare 3 gol allo Stadio Massimino sicuramente tutto è possibile, ma è un'impresa particolarmente complessa in questo campionato per qualunque squadra, ma non demorde, e questo ovviamente aumenta il merito della formazione in maglia biancorossa. Di Mercurio, la rimessa con le mani, poi Sinatra all'interno del rigore, ma il primo assistente Mocci di Oristano alza la bandierina. Non ci sono state azioni clamorose per il Canicattì in questi secondi 45 minuti, vi abbiamo raccontato invece quella più significativa nell'arco del primo tempo. Adesso rigiriamo nuovamente alla linea a Marco Cardi, perché vedo ancora arie di sostituzioni tra le fila del Canicattì. Esatto, infatti entra Scalisi con il numero 18, prenderà il posto di Cardinale, di Alessio Cardinale. Attenzione, perché prova ancora il Catania. Jefferson si avventa sul pallone, prima di lui Tommaso Scuffia, ma ancora un'azione che parte da una giocata in verticale e ancora una volta con Jefferson pronto ad approfittarsene. Con Boccia lo scambio con Jefferson adesso alleggerisce, cioè Vitale sul possesso palla, si aprono i varchi per il Catania con Rizzo, scodellata sul fronte di destra del campo, la giocata incredibile da parte di Russotto che si è messo lì a destra. Che giocata quella di Andrea, si gira e con il piede mancino mette un pallone che Scuffia riesce a deviare. Guardate la giocata di Russotto dal vertice dell'area di rigore, sarebbe stato davvero un gol pazzesco quello di Russotto, però rimane il gesto atletico di un giocatore che oggi è entrato in campo dimostrando di essere davvero prontissimo e di quelli affamati di calcio.
Giocatore che in questa categoria fa la differenza, giocatore che ha fatto delle categorie importanti e che ha ancora nel suo bagaglio la rapidità, la forza, il talento per andare a fare delle giocate del genere. Deve avere la continuità, Andrea, lo conosco benissimo ormai, dopo tanti anni. Russotto, la giocata di Russotto tra le linee, attenzione stavolta, ci prova con un piattone, ma la posizione comunque era irregolare. Giovinco, ma la guardaline aveva già ampiamente segnalato la posizione di fuorigioco dopo il passaggio che aveva visto Giovinco. Poi, mamma mia, l'uscita da parte di Scuffia, si ci avventa ancora una volta con una specie di rapace. Jefferson, il rimpallo non lo favorisce, perché altrimenti poteva essere il momento in cui Jefferson si prendeva il pallone e se lo portava a casa oggi. C'è un fallo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione per il Catania. In questa situazione Jefferson ha avuto premura di calciare immediatamente, poteva col talento, con la tecnica che ha, sicuramente addomesticare meglio la palla e fare un dribbling facile. Fare un dribbling facile sul portiere, avrebbe fatto gol a porta vuota. E là si è lasciato ingolosire dal rinvio non perfetto da parte di Scuffia, uno dei pochissimi errori del portiere oggi, e poteva essere castigato da parte di Jefferson, mentre stavolta Giovinco brucia le mani ancora una volta all'estremo difensore del Canicattì. E adesso c'è calcio champagne da quelle parti, arrivano a tutti praticamente le posizioni di campo, quelli del Catania. Giovinco va a battersi il calcio d'angolo dopo che Scuffia è stato chiamato ad un altro intervento. Riprese anche primo piano per Valeria Spizzuoco di Cagliari, se l'è cavata bene. Di testa ci prova Vitale. A Vitale dobbiamo spiegare, la porta è un po' più bassa oggi, glielo spieghiamo. Ragazzo davvero incredibile, a me piace tantissimo, è uno che è diventato titolare in un centrocampo dove a fianco c'ha giocatori, si chiamano Lodi, che si chiamano Rizzo, eppure lui è un titolare come loro, e mi pare che a livello di minutaggio Vitale ne abbia sicuramente molti di più di Lodi minuti. Vitale rappresenta un altro grande under che il direttore Laneri è riuscito ad avere da società professionistiche, dalla Sampdoria, e si prospetta un futuro sicuramente nei professionisti anche per questo ragazzo che ha delle qualità veramente importanti. Spieghiamogli che la porta è un po' più bassa e probabilmente oggi tornava a casa con 2 gol, ma sappiamo che lui è in grado di poterne realizzare e anche di importanti gol, e quindi ovviamente rimane una nota di merito per questo ragazzo classe 2004, non si scherza, che gioca davvero col piglio di un grande professionista. La differenza degli under è quella che ovviamente fa la differenza anche in una squadra composta da chi under non è, che è di categoria, ma qua mi pare che la differenza tra chi è under e chi è non under probabilmente viene colmata, e anzi a beneficio proprio dei giocatori 2001, 2002, 2003 e 2004. C'è Marco Carli pronto da bordo campo, abbiamo recuperi? Esatto, sì, sono 4 i minuti di recupero che ha segnato il direttore di gara, appena cominciati, fra parentesi, per cui poco, insomma 3 minuti e mezzo adesso alla fine della partita. 24 secondi per l'esattezza, ne abbiamo da recuperare 3 e mezzo per il triplice fischio di questa partita. Carlo, Catania che può partire con Jefferson, si va a vedere Giovinco, Jefferson scarica su Giovinco, Giovinco aspetta un attimo, poi lo mettono giù, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione. Jefferson si arrabbia proprio con Giovinco perché lui gli ha fatto davvero un favore enorme, perché lì Jefferson si faceva ingolosire per la serie vai e tira e fa il gol, non si aspettava che Giovinco non andasse dritto dritto fino in fondo alla porta con un tiro. Sì, stavo per intervenire sulla questione degli under, poi c'è stata questa mega occasione in questa ripartenza. Ecco, per completare il discorso degli under, fanno la differenza gli under che scendono dai professionisti proprio perché mentalizzati, proprio perché educati da allenatori professionisti che proprio gli insegnano come si deve vivere
il ruolo del calciatore. Calcio di punizione, scusami Carlo, perché è Giovinco che si incarica della battuta, siamo 5 metri distanti dalla linea che demarca l'area di rigore, la posizione ottima per il destro di Giuseppe Giovinco, la rincorsa di Giovinco e il tiro direttamente nei cartelloni pubblicitari. Palla che perciò si perde fuori, stavi dicendo Carlo. Sì, cosa che invece magari nei settori giovanili dilettantistici non avviene, quindi i giovani sono un pochino così alla mercé della vita e la vita nasconde tante insidie e il ruolo del professionista, del calciatore è un ruolo particolare dove devi fare l'atleta, dove devi essere sempre sul pezzo e i nostri giovani dei settori dilettantistici magari questo non lo fanno, a differenza di quelli del settore professionistico. Le scuole praticamente che portano poi alle differenze, però se non sei bravo nessuna scuola importante ti prende, quindi è una specie di tiro alla fune, no, se sei più bravo te lo tiri dalle tue parti, e il Catania è stato bravo comunque a selezionare anche un gruppo di giovani molto importanti, avendone ovviamente una disponibilità economica che non esiste nel campionato nazionale di dilettanti. Nessuna società probabilmente ha la capacità economica di tenere in campo giocatori come Rapisarda, come Castellini, come Lorenzini, come Vitale, come Sarno, come Sarao, come De Luca, Jefferson, Russotto, Palermo, chi più ne ha più ne metta. Questa è una squadra che va dritta dritta, la prendi in blocco e si fa un campionato professionistico, e probabilmente magari se ingrana qualcosa e se metti qualcos'altro lì in mezzo te lo può anche vincere. Sì, sì, ma te ne accorgi Angelo dalle interviste, quando sti giovani vengono a essere intervistati hanno un equilibrio, hanno una coscienza del proprio ruolo che fa la differenza e ti fa capire che già sono pronti per palcoscenici più importanti. Partita che scorre nel frattempo, siamo davvero agli ultimi 30 secondi prima della fine di questa partita e la fine di questa gara, e ve l'abbiamo raccontata con un Catania che lo conclude in possesso di palla con il calcio d'angolo. Sarà sicuramente l'ultima azione prima del triplice fischio finale, ed è stato un Catania che poi dilagato nei secondi 45 minuti. Giovinco dalla bandierina batte il calcio d'angolo con la girata di controbalzo da parte di Boccia e con il direttore di gara che fischia 3 volte la fine della partita. Si è comportato bene anche Enrico Cappai, non mi è parso un arbitro che ha voluto fare da protagonista, non ce n'è stato di bisogno, le due squadre si sono affrontate come si suol dire a viso aperto, senza